Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura la politica in attesa che il governo regionale venga prima nominato e poi diventi operativo, il che richiede almeno 3 settimane. Il neopresidente della regione Renato Schifani si ritrova a gestire ben 12 assessorati. È chiara l'impossibilità di far fronte ad una tale mole di lavoro e dunque ieri sera, subito dopo la proclamazione in Corte d'Appello a Palermo, Schifani, in raccordo col suo staff, ha richiesto a tutti i capi di gabinetto uscenti degli assessorati di rimanere nei propri posti almeno fino a quando non si insedieranno i nuovi assessori che poi sceglieranno i nuovi collaboratori. Passiamo alla cronaca con l'ennesimo incidente mortale sulle strade siciliane. A perdere la vita questa volta è un ragazzo di 17 anni, Nino Modica, morto ieri sera a Comiso in provincia di Ragusa. Il giovane si è schiantato con la sua moto insieme a un coetaneo che non ha riportato lesioni particolarmente preoccupanti. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una donna di circa 50 anni che, dopo essere uscita da una palestra, si stava probabilmente dirigendo verso la sua auto ed è stata investita. Attualmente è ricoverata in rianimazione all'ospedale di Vittoria. Passiamo ai dati giornalieri Covid in Sicilia. Stando agli ultimi aggiornamenti, nell'isola rispetto a ieri si registra un incremento di 1037 attuali positivi. I nuovi casi in totale sono 1383. Nell'ultimo giorno non ci sono nuove vittime, sono 346 invece i guariti. Per quanto riguarda i contagi per singole province, Palermo è in testa con 321 nuovi casi, seguita da Catania e Messina con 280. I carabinieri, dopo un controllo sugli impianti elettrici in un condominio nel rione Visconte di Messina, hanno arrestato in flagranza di reato 3 persone per furto aggravato di energia elettrica. I militari hanno appurato che i 3 residenti nel condominio oggetto della verifica, uno dei quali sottoposto agli arresti domiciliari, avevano realizzato un allaccio abusivo direttamente collegato alla rete pubblica allo scopo di eludere il contatore per usufruire illegalmente della fornitura di energia elettrica. I 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato di energia stimato in circa 14.000 euro. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.